Riprende la seconda parte, stiamo parlando di uditori di voci insieme all'Associazione Sentire le Voci, Cristina Contini e il dottor Francesco Bocci rispondono, e io sono Anna Gatti e Rossella Cangini, io e Rossella facciamo le domande. Prego Rossella. Benissimo, per riagganciarci a quanto dicevamo, mi pare di capire che il vero problema non siano le voci, no? Ma sia la relazione che la persona ha con le voci, e la moderna psichiatria o la psichiatria in generale non affronta questo problema. Il problema delle voci viene affrontato col farmaco, si tende a come dire, reprimerle, a richiuderle in se stesse, mentre invece noi sappiamo che proprio dalla vostra esperienza il modo di procedere è completamente diverso. Io volevo chiedere a Cristina, rifacendomi a quello che intorno, credo, al 2004-2005 è accaduto in questo suo percorso, cioè quando lei ha in pratica sospeso il dialogo con la sua voce guida, no? Quindi questo percorso spirituale, ed è passata al mondo della psichiatria. Vorrei capire che cosa ha determinato questo cambiamento nel suo percorso, quali sono le persone che l'hanno indotta, diciamo, l'hanno indotta, tra virgolette, a sospendere il suo percorso e ad aprirsi a un percorso diverso. Sicuramente in primis sono stata invitata da questo psichiatra che è citato appunto nel mio libro autobiografico, dove dovevano dipanare una situazione di un uditore di un alto ceto sociale, di una situazione dove apparentemente persona normale e tutto doveva essere aiutata. È stata aiutata in modo molto semplice e immediato perché era un esordio, per cui a seguire ufficialmente mi è stato chiesto di, oltre a raccontare la mia esperienza, di salvare, concedetemi il termine, cioè di non cronicizzare persone che eventualmente avevano questo fenomeno non dettato da una diagnosi letteralmente o prettamente schizofrenica, come poteva essere appunto la mia esperienza, per cui ero invitata ad analizzare alcune situazioni. Analizzando queste situazioni è successo che mi hanno chiesto di intervenire anche nel promuovere quella disciplina mentale che io avevo attivata, perché ribadisco che io possa sentire voci positive o negative, posso impazzire anche pensando, sentendo che sento la voce di Dio, cioè noi tutti i giorni riceviamo delle mail dove dice sento una voce che mi dice di essere Dio, forse devo chiedere aiuto, cioè noi stiamo conservando, no, queste email, quindi parliamo di professionisti, gente normalissima, nel senso con una vita quotidiana, lavorativa, personale, familiare in interezza, no? Poi a un certo punto qualcosa si rompe. Quindi io sono stata invitata da un dipartimento di salute mentale di Reggio Emilia, dove uno psichiatra si è fatto portavoce. Ovviamente, come succede in certi ospedali, per cui, che ne so, in oncologia ci troviamo un'attrezzatura molto onerosa che è stata donata da un imprenditore il cui figlio si è malato, e quindi è sensibile a quella cosa. Un po' la stessa cosa per significato è successo in questo psichiatra che aveva avuto un'esperienza, un fenomeno di udire la voce del padre appena defunto, e quindi è stata così chiara nei toni, nella vocale e tutto, e quindi lui non si è autodiagnosticato schizofrenico, però si è posto, no, dei dubbi. Certo. E di fronte a questo dubbio ne abbiamo parlato. Ovviamente io sono stata convocata consapevole che stavo facilitando dei gruppi per genitori in lutto, perché c'è il mondo di chi sente le voci, ma c'è anche un mondo di chi vuole sentire le voci, ok? Perché comunque 30 anni fa non si parlava di spiritualità, non c'era la New Age come enfatizzazione, e qui vado a sminuire questo eccesso, ok? Perché la spiritualità non è New Age, quindi, e non è nemmeno religione, quindi Jung, la spiritualità era coscienza, no? Era proprio l'anima che
che fuoriesce. E quindi io sono stata invitata, quindi non è che io ho mollato un percorso per aprire un altro, le cose nascono in itinere, quindi nessuno è mai arrivato. Per me è stato un momento di crescita molto importante, perché comunque la mia esperienza poteva diventare, in un contesto molto blindato, molto chiuso, ancora molto ghettizzante, dove non si parla di paura, ma si parla di sintomo. Quindi il discorso farmaci, e così ne parliamo subito, Certo. ok? Quindi noi siamo 20 anni in questo settore, creiamo, collaboriamo, abbiamo creato alleanze meravigliose. Quindi, come in ogni contesto, dietro al professionista c'è un uomo. Quindi noi abbiamo esperienze bellissime di collaborazione là dove c'è un uomo che lavora senza umanità, senza senso, come c'è il fornaio che lavora senza senso e Senza quindi senza fantasia. emozione, ovvio che è un discorso molto ampio, però dobbiamo anche ricordare, questa è l'educazione che facciamo ai familiari, che gli psichiatri prima di tutto sono dei medici. Poi possono essere anche psicoterapeuta, ma il medico, nel momento in cui io mi presento dal medico e chiedo aiuto, non è che questo è uno psicoterapeuta, cioè nel momento in cui io perdo il controllo e vado in escandescenza, cioè il farmaco è fondamentale, l'associazione interviene in un discorso dialogico, di ascolto, di conosco, accolgo la tua storia, per me prenderti cura vuol dire interessarmi, essere attenta e sollecitarmi a te. E quindi in itinere io mi prendo cura di te, ma non è una presa in carico, cioè ora io sono con te, non sei più solo. Ma nel momento in cui una persona non dorme da 5 mesi, cioè non è che io lo ascolto, sto enfatizzando, un approccio dialogico. Quindi farmaci sì, un buon uso dei farmaci e poi ognuno fa il proprio pezzo, come lo psicoterapeuta fa il suo pezzo, lo psichiatra fa il suo pezzo, quindi noi non dobbiamo demonizzare lo psichiatra perché in realtà non fa altro che riconoscerlo come sintomo, perché non solo ha studiato in quello modo, ma comunque ci sono dei protocolli, per cui noi collaboriamo con degli psichiatra meravigliosi, ma sono anche persone meravigliose, ok? Quindi non è che tutti i familiari siano lungimiranti e aperti, ok? Quindi sì, parliamone, però noi collaboriamo assolutamente con gli psichiatri, con la psichiatria e facciamo equip. Infatti la ricerca che faremo è anche accogliere nella ricerca non solo l'analisi dell'utente, cioè del portatore del problema, ma nella ricerca noi inglobiamo i professionisti, i familiari, perché un'analisi del perché vengono a noi, cos'è che vogliono da noi che non trovano nella comunità. E quindi l'intervento nazionale che noi facciamo su tutto il territorio con la rete dei professionisti e tutte le equip che andiamo a creare andiamo a validare e a migliorare in itinere il processo e tutti gli incontri, i colloqui e i lavori di equip che facciamo, perché forse è meglio spiegare meglio come funziona la vostra associazione, no? All'inizio, prima che iniziasse la trasmissione, l'avevamo accennato. Cioè, certo. per esempio, io ho un figlio, mi rendo conto che ha dei problemi, mi rendo conto che lui è un uditore di voci, facciamo che sia un uditore di voci interne, Certo, abbiamo fatto la distinzione tra interne e esterne, certo. telefono, mi metto in contatto con la vostra associazione e voi che cosa fate? Beh, innanzitutto c'è un sito, ci sono i social, ci chiamano i familiari, ci chiamano le scuole, ci chiamano i dipartimenti di salute mentale, ci chiamano gli allenatori, ci chiamano tutte le figure che hanno a che fare con persone con comportamenti che vengono riportati a questo. Noi non facciamo altro che accogliere, logicamente online, noi lo facevamo anche prima del Covid, quindi afferiscono a noi da tutta Italia, quindi avevamo già un approccio digitale online, ovvio che facevamo e facciamo i colloqui anche di persona nelle sedi
in questo caso noi facciamo un discernimento, cioè non possiamo parlare di screening perché noi siamo esperienziali, ma sicuramente facciamo un inquadramento, cioè proprio cosa succede, cosa è successo, che valore dai a ciò che sta succedendo, e quindi in un qualche modo, a seconda di quanto tempo senti le voci, puoi essere in una fase di esordio oppure sei in una fase di cronicità, perché arrivi a noi dopo 20 anni. È ovvio che dopo 20 anni di associazione fortunatamente sono più le persone in esordio che sentono da pochi giorni, poche settimane, pochi mesi, mentre noi prima l'80%, 10 anni fa, ci arrivavano dopo anni che sentivano le voci. Quindi già l'intervento, la presa in carico cambia. E poi abbiamo anche le persone, cioè nell'inquadramento, nel momento in cui c'è un esordio e il richiedente aiuto accetta l'aiuto, si innesca il percorso che poi anche il dottor Bocci delineerà, però non dimentichiamoci che chi ci chiede aiuto a volte nega, cioè ti chiede aiuto ma non si mette in gioco, cioè l'uditore può chiedere aiuto però dice sì vabbè tanto non funziona, non faccio nulla, beh allora perché ci chiami, no? Oppure il genitore nel momento in cui apre gli occhi e ha l'abusante in casa e vive nella negazione perché lei stessa è abusata, e qui non è che abbiamo dei casi rari e la cronaca rappresenta veramente poco le percentuali effettive, e quindi capite che la negazione vuol dire chiedo ma non faccio, e qui è l'incoerenza più totale, che non stiamo giudicando, stiamo valutando e affrontando la realtà, l'incapacità di mettersi in gioco, cioè da dove partiamo. Allora siamo noi che diciamo guarda, a questo punto ci troviamo, infatti noi creeremo, al di là dei gruppi, noi fra 2 mesi creeremo una community di professionisti, perché la pandemia ha spersonalizzato e ha fatto perdere ai professionisti il senso di appartenenza, e creeremo una community di familiari, perché c'è molta dispersione, quindi i piccoli gruppi ormai degli uditori causa pandemia da 1 anno e mezzo sono tutti fermi, quindi noi accogliamo le nuove richieste e creiamo gli strumenti pedissequamente. È ovvio che cosa fa l'associazione? Accoglie, ascolta, scrive, parla, fa i colloqui, crea i gruppi, crea le situazioni familiari, lo scambio, crea il percorso, colloqui personali, colloqui familiari, e poi nel momento in cui le voci sono gestite, se necessario l'invio allo psicoterapeuta, noi attiviamo quello psicoterapeuta per regione, per provincia, per zona o per competenze rispetto al trauma che è emerso. Quindi l'associazione accoglie tutti, e quindi non c'è solo il portatore del problema, ci sono i familiari, ci sono mariti, mogli, ci sono i fratelli sani, che non sono sani. Un lavorone comunque. Certo, ci sono i professionisti, una cosa da poco, insomma. E poi ci sono tutti i professionisti, cioè noi pretendiamo che il professionista prenda subito in mano la situazione, ma il professionista è anche sempre un uomo, certo, e fa i conti con le proprie possibilità, anche con le proprie competenze, e quindi noi facciamo anche formazione e non riesco a delineare in questo momento le persone meravigliose tra familiari e professionisti e anche ragazzi, quindi noi assistiamo alla trasformazione, che non è guarigione, non è riabilitazione, è attivazione nella pienezza del ciò che sento, sono e così mi muovo. Sì, forse diamo la parola al dottor Bocci, che voleva anche lui intervenire, voleva anche lui spiegare che in che cosa consiste, diciamo, l'intervento del professionista. Sì, l'intervento del professionista, ha detto bene Cristina, in questo tipo di approccio non può, ed è qui la grande novità secondo me, essere solitario. Cioè l'intervento professionista va in parallelo con l'intervento esperienziale di chi all'interno dell'associazione ha già esperienza del sentire, e quindi può aiutare il soggetto proprio come dicevamo, a disciplinare la voce. Questa disciplina gli permette poi, all'interno di un percorso di psicoterapia, che di solito è un percorso non lungo ma anche di psicoterapia breve, cioè focalizzata su quelle parti di sé che la voce già disciplinata, grazie all'aiuto anche della persona
esperta che ha aiutato l'uditore a gestire le sue voci, no? Cioè, Ecco, scusi, in questo per caso si va a capirsi, focalizzare... l'associazione, scusate, no, per capire proprio, l'associazione aiuta la persona che sente le voci, che sono delle voci fastidiose, intrusive, che, così, che disturbano, a gestire queste Sì. voci, no? In qualche modo, il professionista interviene per aiutare la persona ad interpretare la voce? È così che funziona? No, allora, lo spiego bene, Anna, No. perché sennò perdiamo il filo. Allora, diciamo che l'approccio parte proprio dal due percorsi paralleli, uno di tipo esperienziale, cioè l'utente, il soggetto che sente già le voci, che vive una vita bella, buona e che vive una vita consapevole, no? Può aiutare una persona a disciplinare le sue voci. Questo lo fanno i membri dell'associazione che sentono le voci, no? Parallelamente a questo il professionista cosa fa? Il professionista va a lavorare su quelle parti di sé di cui parlavo all'inizio, che attraverso una psicoterapia breve, quindi in cui si va a mettere a fuoco delle esperienze di vita, a mettere a fuoco delle emozioni, a dare voce a queste emozioni, cioè a mettere in parola quello che è poi lo stato diciamo di attivazione che è avvenuto in quelle esperienze lì, no? Ecco, il professionista va a lavorare su questo, quindi in parallelo si fa sì che l'uditore, appunto disciplinato, aiutato a disciplinarsi, possa poi lavorare in un'ottica, si chiama in psicologia, di mentalizzazione, cioè di ascolto di sé, di presa di consapevolezza del suo stile di vita, quindi del suo ruolo nella sua vita e anche all'interno delle relazioni di vita, all'interno delle relazioni familiari, amicali e anche, perché no, una cosa molto importante, anche aiutare l'uditore a diventare più autonomo, quindi un'ottica di recovery, cioè più libero di poter anche essere poi lui a scegliere qualcosa, non solo i familiari, perché in realtà i familiari molto spesso non vogliono che l'uditore stia bene. Cioè, è brutto dirlo, ma è così, perché l'uditore che sta bene è un uditore che poi esce dalla dimensione della protezione, dalla dimensione della simbiosi familiare, ma diventa persona che può scegliere, persona che può agire. Quindi noi lavoriamo anche con assistenti sociali, lavoriamo anche con persone all'esterno, cioè non professionisti, psicologi, psichiatri soltanto, ma l'associazione lavora anche con persone che possono aiutare poi l'uditore persone qualificate, aiutare l'uditore a reinserirsi anche nel mondo del lavoro. I CPS questa cosa spesso non riescono a farlo, un po' per mancanza di risorse, scusi, perché un po' perché sembra che se usa l'uditore gli acronimi non possa... non si capiscono. CPS, centri? Centro psicosociale, centri di salute mentale. Spesso non riescono a fare questo lavoro di reinserimento, che è fondamentale, perché pensano che l'uditore non sia in grado e debba rimanere sempre nella loro rete, ma non è così, ecco. Quindi il lavoro è anche molto sull'autonomia. Una volta che l'uditore è aiutato a disciplinare le sue voci dall'utente esperto, è aiutato a mettere a fuoco delle parti di sé e anche a dare voce a delle emozioni e quindi a dare voce anche a dei desideri, perché è questo che fa lo psicoterapeuta, no? A dei desideri insiti. Dopo si può lavorare sull'integrazione, sul reintegro anche, che spesso coinvolge i familiari, quindi come diceva Cristina, il lavoro con i familiari è fondamentale, perché se il familiare non sgancia un po' l'uditore non si sente autorizzato anche a fare un passo in avanti. Quindi questo è veramente un lavoro molto complesso, ma è soprattutto un lavoro di rete. Non esiste un lavoro individuale del terapeuta, ok? Cioè questo è fondamentale. Il tempo mi sfugge, sono in ansia. Niente, io vorrei, a chi di voi due vuol rispondere, chiedere se è paradossale dire che le voci si possono trasformare in risorse, o se invece non è affatto paradossale, perché a partire, no, da quello che le voci dicono, delle frasi, si arriva a scoprire che poi dietro c'è un trauma, quindi in questo senso sono delle risorse, possiamo considerarle delle risorse?
Certo, io rispondo per prima perché assolutamente sì è la risposta, perché comunque se la voce e le ricerche sono del 75-76% delle voci hanno un'origine di un trauma importanti, stiamo parlando, sicuramente è una risorsa perché comunque nella parola che la voce pronuncia vi è il significato del trauma che si è associato all'emozione per cui io sono in grado di costruire i miei sentimenti o di non costruirli affatto. Quindi diventa una risorsa perché una volta decodificato so che cosa posso attivare, che percorso fare a livello ricostruttivo, perché comunque il trauma è frammentazione e quindi anche cura comunque è un qualcosa di incompiuto, è un qualcosa che si sta affinando, cura non è solo futuro, è passato, presente, futuro, cioè è anche un significato sull'asse temporale, cioè se io non analizzo la mia storia, la voce può essere un qualcosa di negativo, ma nel momento in cui la spalmo su un asso temporale e guardo il mio passato, in realtà è un qualche cosa che è stato stroncato sul nascere, che sia la mia giovinezza, che sia la mia sessualità o che sia il mio desiderio, cioè voglio dire anche un genitore che dice no, tu quella scuola non la fai, fai quello, voglio dire anche il troncare una creatività o essere lasciati da tantissimi ragazzi vengono abbandonati, vivono l'abbandono dell'amore per cui si sono dichiarati e hanno fantasticato o si sono proiettati, diventa un qualcosa che frammenta. Quindi nel momento in cui l'analizzo è una risorsa, ma è proprio una opportunità, è una possibilità per pormi delle domande, ma soprattutto per pormi le domande giuste, perché è vero, i genitori dicono sempre io voglio delle risposte, però noi diciamo però si ponga anche le domande giuste. Cioè se io mi pongo le domande giuste posso avere delle risposte prima dentro di me, poi posso conoscere anche il tuo punto di vista, ok? Quindi io vi faccio un esempio di una telefonata che ho ricevuto di un familiare, sempre per dare concreticità, no? A questa cosa. Quindi, Certo. e quindi sono valutazioni, perché noi facciamo i conti con questi, noi non è che giudichiamo le persone ci chiamano, ma noi le valutiamo e dobbiamo fare da specchio, perché noi dobbiamo renderci conto chi siamo nel momento in cui siamo in stress, non solo l'utente, ma soprattutto il familiare, perché io sono portatrice del problema, ho una sofferenza pura, ma chi è vicino al portatore del problema ha una sofferenza diversa, che non è identica, è diversa, quindi comunque è un agire diverso anche il nostro intervento. E quindi una madre che ci chiama e dice, piangendo, quindi parliamo di una persona sofferente che non si presenta, non dice, non fa, anziché scrivere, chiama e mi dice datemi subito una strategia perché comunque ho mia figlia di 16 anni e 3 anni che mi racconta delle balle, adesso mi dice che sente delle voci e date una strategia per smentirla subito. Ah, quindi la negazione. Certo, non solo la negazione, cioè datemi lo strumento per avvallare la mia convinzione, non è che si ponga delle domande, cioè sta sulla sua convinzione. Dopo 10 minuti di una chiacchierata tranquilla mi sono sentita dire grazie, cioè ok, ho capito. Quindi voglio dire, l'importante è non vivere tutto come conflitto, che sia il familiare, che sia il professionista, ma soprattutto il portatore del problema, si dice guarda c'è un conflitto dentro di te. Però parliamone, perché non diciamo tu devi accettare il tuo problema e trasformarlo in risorsa, ma comunque guardiamolo. E quindi la visione, la dimensione diventa diversa. Non è che qui si tratta di trascendere o di scendere, qui si tratta di esserci. Quindi il disagio esistenziale è perché in questo momento non mi sento e non ci sono. E quindi non posso coesistere. Se ho problemi ad esistere, come posso a vivere la coesistenza, cioè a esistere con mia madre, se non riesco a stare con me stesso? Passo la palla al dottor Bocci. È una risorsa. Sì. Perdonatemi, io vi devo lasciare, ahimè, con molto rammarico, devo dire. Adesso faccio una proposta. Non possiamo
fare una seconda... Quando volete. Un secondo incontro. Adesso vedremo, Ragionateci, Rossella, non ti preoccupare. non lasciatemi orfana, perché vorrei tanto non andare, ma devo, ahimè. Buona giornata. Per cui vi abbraccio Rossella. tutti, grazie. Arrivederci, grazie Rossella. Arrivederci, è stato Arrivederci Rossella, grazie. Grazie infinite, grazie. Va bene, voleva intervenire anche il dottor Bocci? Mi ha passato la palla Cristina e confermo tutto quello che ha detto, nel senso che, lo ripeto, no, il lavoro è un lavoro che deve, cioè torno un po' a quello che dicevo all'inizio, deve essere soprattutto un lavoro che coinvolge un insieme, non solo una persona. Quindi l'insieme anche della rete di questa persona. A volte, ed è un lavoro che deve soprattutto andare non solo sul fenomeno voce, no? Ma deve andare oltre, deve andare anche a pensare che dietro a questo fenomeno voce c'è anche in realtà una meta, chiamiamola così, no? Anche di superamento di qualcosa, ma ritornando a quello che dicevate prima delle voci positive, anche rispetto a un desiderio di autonomia, di indipendenza, ma anche di libertà interiore. Io volevo intervenire solo su una cosa, se posso, Anna, collegarmi sul discorso rispetto alla sorgente, no? Perché secondo me questa del trauma. chi ci ascolta, sì, del immagino, trauma, perché ma è un aspetto molto importante, mi sembra che l'avete un po' toccato sia anche Rossella nella sua domanda prima, ed è molto importante perché capire da dove viene questa, no? La causa, insomma, del... Sì, in realtà non è una causa, sono più cause, è proprio in qualche modo un insieme di cose che portano poi a fenomeni di questo tipo. Ma quello che vorrei aggiungere io è che quando parlo di sorgente non posso prescindere da un'attivazione che il trauma fa avvenire nella mia anima, nella mia coscienza. Cioè noi siamo energia, ma proprio a livello scientifico, no? Siamo comunque fatti anche di energia, quindi quando succede che la persona si trova di fronte ad una frana che gli crolla addosso, no? Che in qualche modo il nostro sistema nervoso si attiva, no? Si chiama arousal proprio, cioè si attiva, si chiama arousal traumatico, cioè attivazione traumatica. Questa attivazione porta inevitabilmente a delle modificazioni nel nostro cervello, quindi nel nostro sistema nervoso, che poi a me piace chiamare poi l'origine poi anche di ciò, cioè il sistema nervoso che contiene anche quella che è la nostra anima, no? La nostra coscienza, no? Perché noi siamo anche corpo, ecco, ricordiamocelo. Quindi alla fine questa parte qui è molto importante, perché se io quando il bambino vive soprattutto nei primi anni di vita, perché succede a volte anche nella nascita, no? Nascite traumatiche, ma poi abusi infantili o abusi comunque perpetuati poi nel tempo, che vanno a riattivare anche dimensioni di fragilità del bambino, cosa succede? Che quello che avviene è proprio che questa attivazione porta la nostra mente, no? Come diceva il caro collega Leccardi, che è scomparso 2 anni fa, a essere porosa, no? Porosa vuol dire a essere più aperta a stimoli esterni. Quindi è come se io avessi una recettività maggiore, una percezione, e quindi possa sviluppare anche una percezione maggiore di quelli che sono i sintomi, diciamo, gli stimoli esterni. Quindi qualsiasi cosa che poi nel tempo viene riattiva, no? Dimensioni traumatiche avvenute nella prima infanzia, amplifica un po' questa porosità, chiamiamola così, come una spugna, no? Io all'inizio ho una spugna chiusa, via via tutti viviamo traumi, via via che io mi attivo, questa spugna si apre, no? Come se aprisse dei fori, no? Chiaramente alcuni traumi fanno diventare dei fori enormi, quindi cosa succede? Che tutto quello che arriva a volte viene vissuto in modo molto poco tollerabile, cioè non viene filtrato, no? E quindi in qualche modo, soprattutto persone che non hanno avuto un ambiente, perché l'ambiente è fondamentale, che le ha permesso di
filtrare meglio appunto ciò che arrivava dall'esterno, succede che a volte, no, l'unico modo per sopravvivere è quello che in qualche modo la nostra mente costruisca anche, no, dei pensieri e quindi delle dimensioni anche proprio, come si può dire, proprio queste dispercezioni in qualche modo, cioè vengano riattivate proprio da questa porosità della mente. Ecco, volevo fare questo esempio, non è semplice da spiegare, ma proprio per dire che la mente, che gli uditori di voce hanno una mente porosa, cioè hanno una mente aperta, molto aperta a qualsiasi dimensione esterna viene. Quindi percepiscono anche quando il professionista è un po', diciamo, poco sincero, poco autentico. Quindi hanno bisogno di avere di fronte una persona che creda in quello che loro dicono, ok? Perché hanno una recettività molto alta. Che c'è, non so se è l'esserci del professionista. Scusate un attimo, io vi interrompo perché facciamo un'altra pausa. È molto interessante, è proprio un tema di cui volevo parlare, parlerò nella terza parte, proprio questo discorso del terapeuta e della capacità anche di stare insieme alla persona che ha questa sofferenza molto forte, come sono le persone che hanno un problema grave, insomma, una malattia mentale importante. Va bene, facciamo una pausa e poi ci risentiamo.